fanno scorte nelle macchine e soprattutto i più giovani chiaramente, perché più una moda questa, che poi vanno a consumare spesso nei pressi dei nostri locali, perché da noi comunque acquistare una bibita costa. Gli alcolici li portano direttamente loro per berli un po' prima di entrare in discoteca, un po' una volta usciti, un fenomeno divenuto talmente diffuso da convincere la famiglia Venerandi a spostare un agente della sicurezza direttamente in parcheggio. Personale di sicurezza che verifica che i ragazzi non facciano questo uso. Insomma, chiaramente è difficile perché gli spazi all'esterno dei nostri parcheggi sono pubblici e non possiamo più di tanto intervenire. Comunque assieme alle forze dell'ordine abbiamo un ultimo controllo che facciamo chiamando anche l'intervento quando è necessario. Gli effetti del nuovo codice della strada per ora non si vedono nelle discoteche e nelle sale da ballo, orfane, come afferma l'imprenditore della Movida della Marca, del divertimento della domenica pomeriggio. Un appuntamento fino ad una decina di anni fa immancabile, oggi soppiantato da altre forme di divertimento, dalle sfide in piazza tra centinaia di giovani chiamati a raccolta dai social network alle feste abusive dove ogni limite è facilmente aggirato. Hanno magari altri interessi, altre mode da seguire. Da noi vengono magari in certe occasioni, che può essere un evento per i giovani, giovanissimi, la studentesca o cose del genere, ma la domenica pomeriggio di un tempo purtroppo, ahimè, è sparita. Un altro fronte che sta mettendo a dura prova locali e discoteche è l'avvento della trap, musica che ha spopolato sui social, accessibile proprio dal web ai più giovani. Chiaramente noi siamo un po' succubi anche delle richieste dei ragazzi che vogliono quelli, non vogliono nessun altro, quindi siamo costretti a fare anche forzatamente delle volte degli eventi con questi nomi. Io ne ho fatto uno di recente con Tony F. Precursori delle campagne shock sulla sicurezza stradale del bere consapevole, la prima auto incidentata apparve fuori dall'Odissea. Era il 2019 a benedire l'iniziativa il governatore del Veneto Luca Zaia, che proprio in quel luogo aveva lavorato come PR. È un problema sociale che non possiamo debellare noi, però noi facciamo la nostra parte.